Rieccoci in studio per un'edizione dei nostri telegiornali. Parliamo dell'allerta meteo in arrivo nelle prossime ore. Intanto, dopo il disastro di domenica, almeno una buona notizia per gli abitanti di Enego. Sospeso il pagamento della bolletta rifiuti fino alla fine dell'anno per i residenti della contrada Fosse di Sotto a Enego. Il paese che domenica è stato devastato dalla frana di fango per l'esplosione della condotta fognaria durante la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Veneto. Etra ha chiesto anche di sospendere il pagamento della bolletta dell'acqua per gli stessi residenti per dimostrare così vicinanza alle famiglie colpite. Intanto per le prossime ore, fino al pomeriggio di domani, è previsto un nuovo diluvio sulla nostra regione, tanto che la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo. Grande preoccupazione proprio a Vittorio Veneto, nel Trevigiano, dove lunedì si sono registrati danni maggiori ad abitazioni, colture e auto in sosta. Carrozzieri presi d'assalto negli ultimi giorni per riparare le vetture bersagliate dalla grandine, grande come mele, e i lunotti sfondati dai rami precipitati al suolo. Si prevedono nuove piogge miste chicchi di ghiaccio e forti raffiche di vento nel Veronese lungo l'asta del Piave, in tutta la Marca. La cosa paradossale però è che nonostante questi nubifragi improvvisi la questione siccità resta critica, soprattutto nella Marca. Noi per quello che riguarda le aree strutturate siamo in una normale gestione. Ciò non significa che non c'è una emergenza in arrivo, per cui abbiamo capienze dei bacini montani per circa l'88%, quindi una capacità di riserva di un mese e 35 giorni. Poco più di un mese e se non piove poi saranno davvero guai. E questa è la situazione del territorio servito dal Consorzio Piave che, per intenderci, gestisce la canalizzazione della Brentella, l'opera di Fra Giocondo operativa da oltre 500 anni. Ed è proprio sulla condizione degli invasi che si sta concentrando l'opera del Consorzio, con l'obiettivo di ridurre drasticamente le dispersioni un tempo accettabili, ma che col cambiamento climatico ora dovranno essere drasticamente ridimensionate. Trasformare l'irrigazione delle canalette vecchie o spolette che hanno notevoli perdite in irrigazioni a pioggia, quindi riuscire a spalmare anche il 50% dell'acqua. Perché tra i canali in terra, rimasti sostanzialmente gli stessi da mezzo millennio, e le canalette in cemento che stanno toccando il secolo, si perde metà dell'acqua che dovrebbe irrigare i campi. La soluzione è una condotta chiusa in pressione che il Consorzio però non può realizzare. Il Consorzio di bonifica non può fare investimenti di questo tipo perché, essendo l'acqua pubblica, quindi di pubblica utilità, il Consorzio non può fare. Il Consorzio fa solo gestione e manutenzione, quindi gestisce al meglio le situazioni, gestisce al meglio i canali e fa le manutenzioni ordinarie. Per questo servono risorse che non possono ad oggi, perché non lo possiamo fare, anche lo volessimo, non lo possiamo fare, non possono venire dai privati, appunto perché l'acqua è pubblica. Devono venire per forza dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità Europea. Altra soluzione chiesta da diverse organizzazioni di agricoltori è la creazione di bacini di accumulo, per i quali da tempo il Consorzio ha una soluzione semplice quanto efficace. Siamo stati i primi 15 anni fa a dire che ci sono in provincia di Treviso numerose cave, potremmo adoperare quelle, basterebbe un po' di coraggio da parte delle istituzioni per cambiare destinazione di utilizzo di quelle cave a bacini di accumulo per la siccità. Tutte soluzioni dove la Regione deve fare economicamente la propria parte per un settore come quello agricolo che al momento pesa e non poco sull'economia del Veneto e quindi di tutta l'Italia. Un prodotto lordo vedibile, quindi un PIL importantissimo, basti pensare che è solo di 1 miliardo di euro solo l'esportazione della provincia di Treviso, mettere a disposizione 10 milioni di euro all'anno per garantire, per 10 anni, per 15 anni, per garantire l'irrigazione, quindi per garantire l'acqua in questo territorio, credo sia un investimento intelligente da fare nel futuro. Continua l'allarme lupi sull'altopiano, siamo nel Vicentino ovviamente, per la prima volta in un secolo succede che un malgaro decide di riportare le vacche in pianura. Il punto di vista del lupo. Poi c'è il punto di vista delle vacche. Questa oggi, nella stalla della Malga Pau, ha messo al mondo il suo vitello e non certo per darlo in pasto alle belve, come è accaduto pochi giorni fa, a qualche metro di distanza, nella stessa Malga, tra i boschi di Caltrano, sull'altopiano. Il vitellino morto l'abbiamo lasciato sul posto, abbiamo messo in salvo quello vivo, dopo un'ora e mezza il lupo era già tornato a mangiare e il giorno dopo del vitellino è rimasto poco o niente. Insomma, con gli allevatori a pochi metri dalla carcassa il lupo non se n'è andato, a dimostrazione che non ha paura.
Sicuramente non se n'è andato da dove era, da dove ha lasciato la carcassa. Una foto agghiacciante che testimonia quello che diciamo e ripetiamo da molto, troppo tempo, ma che le istituzioni non hanno ancora ascoltato, con il risultato che... Per quest'anno niente al peggio per più di metà delle mandrie che abbiamo qui e per il resto vedremo come vanno le cose. Chiaro che se cominciamo a avere problemi di mandria che corre tutte le notti, animali che si azzoppano eccetera, vanno giù tutte. E questo è il punto di vista degli allevatori, anche i più giovani come Isabella, la prima malgara che sull'altopiano di Asiago, nella stagione dell'alpeggio, decide di riportare le vacche in pianura. Non accadeva da più di un secolo. Ma non dimentichiamo che c'è anche il punto di vista delle istituzioni, con l'assessore regionale Giuseppe Pan che ci accusa di fare inutili allarmismi, quando noi invece auspichiamo solo che prenda i provvedimenti necessari a mettere un freno ai lupi sull'altopiano. Il lupo c'è, per noi adattarsi non è così semplice e non è così immediato. Il lupo fa il lupo, sono d'accordo, l'allevatore fa l'allevatore, purtroppo il politico si vede che fa solo il politico perché noi stiamo aspettando, come si dice, aspettiamo le istituzioni. E già, chi vive su queste alture, a differenza degli animalisti da salotto, non fa distinzioni tra bestie di serie A e bestie di serie B. Devono essere tutte ugualmente rispettate, perché in un sistema che funziona non ci può essere una specie protetta a discapito di tutte le altre, altrimenti il rischio è che... Alleveremo lupi, non so cosa dirvi. E a questo punto, infine, permetteteci di esprimere il nostro punto di vista. È arrivata l'ora di dare una risposta a questi allevatori che lanciano un grido d'allarme. Sono loro a sostenere l'economia dell'altopiano. Se se ne andranno sarà un danno irreparabile. E allora vogliamo dargli ancora spazio, ancora un'opportunità, ancora il tempo di un ultimo appello. Il supporto che era stato promesso sarebbe gradito riceverlo, almeno nelle prime fasi, e vi avviso che la stagione dei Monticatori è già cominciata, tutto qui. È già cominciata la stagione, siamo in ritardo. Leggermente. L'aiuto l'hanno chiesto, ma per ieri, non per domani. Esatto. Messaggio lanciato. Treviso chiama Europa, e questo è il titolo del convegno in programma domani, giovedì 29 giugno alle 20:30 dei Carraresi a Treviso. Una tavola rotonda organizzata dal gruppo dei conservatori riformisti europei e Direzione Italia. Tra i partecipanti si parlerà di Europa, di progetti. L'onorevole Remo Sernagiotto, membro del Parlamento europeo, il consigliere comunale di Forza Italia Andrea De Checchi, l'avvocato Fabio Crea e il sindaco di Castello di Godego Pierantonio Nicoletti sono solo alcuni tra i relatori della tavola rotonda. Vi ricordo che se avete un problema, un disagio, un problema da risolvere, potete chiamare, lo dico Antenna, redazione @Antenna 3 per mandare una mail, per lasciare un messaggio in segreteria 0422 023 0898, per WhatsApp o SMS 351 175 5340. E infine gli ospiti di questa sera di 20:10 si parlerà di politica e turismo. La politica litiga, gli imprenditori aspettano. Questo è il titolo, il caos turismo della Marca. Gli ospiti di Ferdinando Avarino sono Renato Salvadori, presidente di Ascom Confcommercio Treviso, e Paolo Camolei, assessore al turismo del comune di Treviso. Appuntamento alle 20:10. Vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni. Arriva il vortice Circe forte maltempo sulle nostre regioni con fenomeni anche molto violenti. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto giornata di maltempo, come annunciato, rovesci e temporali diffusi un po' ovunque, forti al pomeriggio sui settori centro-occidentali e settentrionali con rischio di grandinate e nubifragi, dunque prestare massima attenzione. Temperature massime che risultano essere in calo e comprese tra i 25 e i 31 gradi, minime tra i 20 e i 23 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui diffuso maltempo con rovesci e temporali, soprattutto nel pomeriggio sera, quando potranno essere anche in particolar modo violenti e a carattere di nubifragio. Temperature massime attese intorno ai 27-32 gradi, minime sui 22-23 gradi circa.
Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Anche qui rovesci e temporali diffusi per tutto il giorno, anche forti e con rischio di grandinate e nubifragi sulle aree centro-meridionali. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime risultano essere in calo, attese intorno ai 26-27 gradi, minime sui 22-23 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da sud. Dal meteo è tutto, arrivederci. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni.